L'84% delle prestazioni sanitarie inevase durante la pandemia dal marzo 2020 a febbraio 2022 in Veneto è stato recuperato, ma le liste d'attesa per prescrizioni mediche a 60 e 90 giorni restano. Sono 150.000 quelle che aspettano oltre la data di diritto. Lo smaltimento delle liste arretrate durante il Covid produce comunque un ritardo nelle nuove prescrizioni. Ci sono ancora 150.000 prescrizioni da erogare. State pensando ad un nuovo piano di intervento qualora arrivassero i fondi del Piano Nazionale Sanitario. Come è strutturato questo piano? Sì, sicuramente noi sappiamo che sono stati stanziati ulteriori 500 milioni per tutta Italia, al Veneto dovrebbero arrivare circa 40 milioni, aspettiamo insomma la certezza di questo, metteremo in campo un nuovo piano di intervento per aggredire alle circa 150.000 oggi prescrizioni sospese che si sono accumulate dal 2022 ad oggi. Le prescrizioni accumulate però dobbiamo anche dire che hanno una natura ben specifica, che sono sicuramente quella che molte persone, oggi c'è un'attività prescrittiva molto più forte perché probabilmente il post-Covid porta anche a questo, ma anche il fatto che lo sappiamo, insomma oggi la carenza di personale non ci permette di essere così puntuali come vorremmo e quindi il fatto che mancano dei medici specialistici, il fatto che mancano anche professioni sanitarie e quant'altro implica anche un accumulo di liste d'attesa purtroppo, però l'intenzione è quella di aggredirle subito con un piano definito e ben puntuale. Effetto di un accumulo che si trasferisce sulle nuove prescrizioni aumentate notevolmente. Non c'è dubbio che il Covid è uno spartiacqua rispetto sicuramente a oggi un'attenzione maggiore, a un ricorso probabilmente anche alla medicina difensiva, ricordiamo il long Covid, quindi anche i postumi di chi lo ha avuto non indifferenti e ricordiamoci però che il 2022, che è il dato su cui poi abbiamo recuperato queste prestazioni, è stato un anno in cui per metà anno abbiamo avuto ancora gli ospedali insomma con molte persone quindi Covid positive, quindi ancora un'incidenza importante e poi c'è stata comunque la parte autunnale con l'influenza che quest'anno insomma a differenza degli anni precedenti è stata molto più forte e ha aggredito molto di più. L'impressione che si ha almeno dai feedback che riceviamo dai nostri telespettatori è che comunque le liste d'attesa impongano un travaso nel privato puro. Che commento si può fare in questo senso? Allora, oggi non abbiamo numeri per dire questo. È chiaro che il cittadino può anche ricorrere al privato puro. Lo sappiamo che non è il privato accreditato e convenzionato perché quello è il privato che gode di un budget regionale, budget che sono stati e saranno probabilmente anche potenziati proprio per il recupero delle liste d'attesa che ci sono oggi.